Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Scendi su Milano come un aeroplano che precipita a un passo dalla mia finestra. Ti prego fammi entrare nella tua testa. Rompi la barriera di corallo, milioni di collane per gli amanti clandestini. Ti aspetto, sei tu il mio semaforo giallo. Quando ti guardo giuro sei bellissima, persino meglio di un occhio nero. Per te dare la vita ma è domenica, scusa non dormo da un giorno intero. Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma a me piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Mi hai ridato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Prima di parlare 30 gocce di limone, ti giuro che ogni cosa la si può spiegare, basta solo un po' di immaginazione. Pelle di Sicilia con l'accento milanese, te la ricordi, lei è un'amica di famiglia. Le ho detto che amo solo te, stai tranquilla. Quando ti guardo giuro sei bellissima, persino meglio di un occhio nero. Per te dare la vita ma è domenica, scusa non dormo da un giorno intero. Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma a me piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Mi hai ridato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Tu mi tieni stretto amore, il rock and roll. Piove sopra il tetto e piango un altro po'. Tu mi tieni stretto amore, il rock and roll. Piove sopra il tetto e piango un altro po'. Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma a me piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Mi hai ridato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te cara Natalia, buon lunedì santo, buona settimana santa a tutti voi, grazie come sempre, buon lavoro. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1163 di oggi, lunedì 30 marzo dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, videopillole e molto altro ancora. Mi raccomando, radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659 per le vostre zappe, telefono stasera niente perché alle 18:30 manderemo in onda la presentazione dell'ultimo libro di Anna Maria Cisint, La minaccia di Allah. È stato presentato questo weekend a Monfalcone insieme al collega, mi permetto di chiamarlo così, ma ovviamente con tutto il rispetto alla deferenza che merita perché è un grande giornalista, Fausto Biloslavo di Il Giornale, e quindi io alle 18:30 avrò il privilegio di lasciarvi a questa interessantissima conversazione. Restate con noi. Ma il pezzo che abbiamo ascoltato in apertura probabilmente è il tormentone dell'estate 1986 o 2026 se volete, sono i The Colors con il loro ultimo brano Rolling Stones,
che a sentirlo gigioneggia tra il 1981 e l'82. Difatti avevo una mezza idea di entrare tipo Claudio Cecchetto a Disco Ring, però poi ho preferito fare la persona seria. Vabbè, la persona seria si fa per dire. Dopodiché, se voi guardate il video, dove peraltro c'è una smagliante Eva Henger, siccome vanno via col Ferrari Testarossa, il video può essere ambientato più o meno tra l'84 e l'86. Comunque molta Milano da bere, perché si omaggia molto il Nepenta. Gran pezzo davvero. Questi i The Colors, da quando si sono buttati sugli anni 80, non ne stanno sbagliando una. Auguri, i migliori successi se lo meritano. Ma adesso è giunto lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, diritto e rovescio. Andiamo. Nonostante la crisi economica e in particolare energetica e nonostante tutti i rischi di guerra che nessuno oggi è in grado di escludere, gli italiani restano ottimisti. È questo il risultato di un sondaggio nazionale compiuto dalla Società di Ricerche Demoscopiche Eumetra. Da questo sondaggio risulta che la maggioranza assoluta degli interpellati, cioè il 51%, giudica letteralmente abbastanza buona la propria posizione fra 12 mesi. I più ottimisti restano i giovani fra i 18 e i 34 anni e altrettanto ottimisti risiedono al nord, in particolare nelle regioni del nord-est, dove essi sono pari al 65% degli intervistati. Politicamente poi i più ottimisti sono gli elettori di centrodestra, in particolare quelli di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, che sono ottimisti per il 70%. Record di pessimisti invece fra gli elettori del Movimento 5 Stelle, che raggiungono il 68% dei votanti. Qui Parlamento. E io voglio dare il bentornato all'onorevole Andrea Barabotti. Come sta? Buon lunedì santo. Grazie, buon lunedì anche a voi. Si avvicina quella Pasqua, giorni di festa. Ecco, meno male che qui siamo ancora liberi di ricordarlo, perché ormai qua si parla più di Ramadan che di Pasqua, caro onorevole. Senta, allora, l'ora legale, a parte il fatto che sono le 18, 22 minuti e 50 secondi e in effetti la cosa è molto bella perché c'è ancora piena luce. Cos'è questa idea di renderla obbligatoria tutto l'anno? Allora, più che renderla obbligatoria, l'idea è quella di renderla permanente, cioè Sì. adottare un unico standard in modo che gli italiani non siano chiamati varie volte l'anno a cambiare l'orario e tirare indietro o avanti l'ora dell'orologio a seconda che si passi dall'ora legale a quella solare o viceversa. Questo perché? Perché i medici, la Società Italiana di Medicina Ambientale, ha certificato che il primo grande problema del cambio orario è quel mini jet lag che ci portiamo dietro per giorni e giorni dopo il cambio dell'orario. Quindi il nostro corpo, il nostro fisico subisce questo piccolo jet lag che è di disturbo per l'attenzione, per il riposo, ci rende meno produttivi, ci rende meno sereni e quindi, diciamo così, eliminare quel piccolo jet lag è il primo passo nella giusta direzione. La seconda cosa è recuperare un'ora di sole da dedicare alle attività all'aria aperta, da dedicare alle attività con i nostri figli, con i nostri nipoti, recuperare quell'ora di sole nel pomeriggio, soprattutto nell'inverno, che ci fa uscire dall'ufficio alle 4:30 che il sole è già tramontato e ci porta a considerare la giornata finita. Significa stare per più ore fuori nei nostri centri, significa vivere di più le città, farlo insieme ai nostri cari, significa più vita all'aria aperta, significa risparmiare un po' di energia elettrica che non fa male di questi periodi, significa risparmiare quindi anche in bolletta e quindi minori consumi, minore inquinamento, più risparmio, più salute, eccetera.
Però che cosa succede? Noi non vogliamo imporre questo cambiamento agli italiani senza prima aver fatto un'indagine conoscitiva, aver ascoltato i nostri corpi sociali, quindi industriali, cittadini, consumatori, agricoltori, commercianti, per capire effettivamente il loro punto di vista. E allora, soltanto dopo aver compreso il punto di vista degli italiani e soltanto dopo aver valutato i pro e i contro di un'iniziativa di questo genere, l'Italia sarà pronta per assumere una decisione. Molto bene. Senta, oltre a questo e agli innegabili vantaggi comunque che avere un'ora di più ogni giorno apporta, quali saranno ora i suoi prossimi impegni dopo la pausa pasquale? Beh, allora, innanzitutto noi abbiamo davanti due appuntamenti molto importanti. Abbiamo parlato ora di energia, di consumi. Non possiamo negare che le famiglie italiane, le imprese abbiano a che fare con aumenti vertiginosi dei prezzi dei carburanti, dell'energia e quant'altro. Quindi quello che stiamo facendo in Parlamento in questi giorni è convertire il decreto bollette, un decreto che mette nelle tasche di tante famiglie italiane 115 euro aggiuntivi rispetto al bonus sociale, pochi ma sempre un passo nella giusta direzione, che lascia nelle tasche di tante imprese tante risorse che fanno parte della cosiddetta componente ASOS della bolletta, quindi sgravi per le imprese, che contiene al suo interno importanti norme per i consumatori italiani. Ad esempio, con un emendamento presentato dal relatore del decreto bollette, Luca Toccalini della Lega, impediremo agli intermediari, ai centralinisti, a chi fa call center in modo piratesco, di chiudere contratti di fornitura di gas ed energia al telefono. Gli italiani non saranno più oggetto di teleselling fraudolento grazie a questa norma voluta dalla Lega, che arriva dopo un dibattito che dura da inizio legislatura. Quindi tuteliamo i consumatori e facciamo in modo che per chiudere un contratto telefonico è necessario che il consumatore si attivi per richiederlo e non che sia chiamato magari a sua insaputa da un numero o da un centralino che ha sede all'estero. Abbiamo messo nella bolletta il nome e il cognome dell'intermediario perché vogliamo che ci sia trasparenza su chi chiude quali contratti, perché abbiamo notato che molti cittadini purtroppo passano a offerte peggiorative su gas e luce, e quindi vogliamo andare a mettere ordine in quel sistema, in quel mercato che diventa sempre più importante per i nostri bilanci familiari. Oltre al decreto bollette arriverà anche la conversione del famoso decreto carburanti, perché abbiamo visto che 0,25 centesimi di accise in meno che il governo con il proprio decreto ha tolto da gasolio e benzina purtroppo non stanno sortendo gli effetti desiderati, nel senso che il gasolio in tante stazioni di servizio continua a rimanere sopra i 2 euro, gli effetti della crisi medio orientale continuano a danneggiare famiglie e imprese, e quindi in sede di conversione di quel decreto carburanti dovremo capire se sarà possibile prolungare il taglio delle accise e soprattutto se le indagini, le osservazioni, le ispezioni della Guardia di Finanza hanno portato a quali risultati, perché all'indomani del taglio delle accise di 25 centesimi in tante stazioni di servizio la benzina e il gasolio non erano calati di 25 centesimi. Molto bene. Senta, allora io la voglio ringraziare come sempre del suo tempo e della sua disponibilità. Le auguro ancora buona Pasqua e al piacere di risentirci presto. Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori. Buona Pasqua a tutti. Grazie. Pausa e torniamo subito. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo.
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Natalia, alle 18:31 minuti e 32 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Alcuni aggiornamenti con le ultime notizie. L'ANSA, l'inchiesta del Mastro aggiorna la dichiarazione patrimoniale. C'è la cessione di 5 forchette, il nuovo documento sul sito della Camera, datato 28 marzo 2026, indagine sulla società dei Caroccia, hanno usato soldi del clan senese. Ancora la guerra, quarto missile dall'Iran verso la Turchia, intercettato dalla NATO, morti 3 soldati dell'ONU in poche ore. L'indagine progettava una strage a scuola, arrestato un 17enne, su Telegram seguiva un gruppo sulla razza ariana. E ancora la maggioranza, Tajani contraccolpi da referendum, ma nessuno pensa alle elezioni anticipate. Salvini avanti fino alla fine della legislatura. Infine, da domani scatta la fase finale del fascicolo sanitario elettronico. Strutture pubbliche e private dovranno aggiornare i dati dei pazienti entro 5 giorni. Un'ultima cosa, la professoressa che è stata ferita a Trescore balneario, la professoressa di francese, è stata dimessa dall'ospedale, salvata da uno studente che ha preso a calci il 13enne che mi ha accoltellata. Quel ragazzino è un eroe, cioè quello che ha preso a calci l'accoltellatore, perché sia chiaro. Va bene, con questo noi torniamo alla nostra trasmissione e questa sera, vi dicevo, abbiamo il piacere di poter mandare in onda questo colloquio tra Anna Maria Cisint e Fausto Biloslavo in occasione della presentazione del libro La minaccia di Allah. Questa conversazione è stata registrata in quel di Monfalcone nello scorso weekend. Nel finale ascolterete c'è stata anche una contestazione, perché poi ci sono anche quelli che vengono col ditino alzato e la pensano in maniera leggermente diversa. Comunque avrete modo di ascoltare e di conoscere il contenuto di questo libro, che da questo momento è in tutte le librerie d'Italia. Grazie per essere stati con noi. Dopo questo incontro tra Cisint e Biloslavo avremo la nostra sigla finale, preceduta da Carole King, It's Too Late del 1971. Con me ci si ritrova domani 18:15, trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà, e ci sarà anche Claudio Borghi Aquilini, il senatore Claudio Borghi Aquilini, con Scuola di Magia. Grazie ancora e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Possiamo sicuramente iniziare. Penso che questo sia un po' l'evento clou di geografia, e come si vede anche dalla partecipazione, spiace che molti non riusciranno a trovare posto a sedere, nonostante abbiamo aggiunto numerose sedie per questo evento. Prossimo anno, Anna, se fai un altro libro dobbiamo unire i due tendoni, fare una sorta di collegamento
Speriamo che non sia vero almeno. Certamente c'è molta aspettativa su questo nuovo libro di Anna Cisint. L'aspettativa non va delusa. Chi vuole, vi consiglio di comprarlo, di leggerlo, perché sicuramente diciamo è un libro che va letto e va approfondito e va comperato anche. Abbiamo due fuori classe, Anna Cisint e Fausto Biloslavo, quindi il mio saranno interventi brevissimi. Biloslavo credo che non abbia necessità di presentazioni a Monfalcone, ma penso anche a fuori Monfalcone. È uno dei pochi rarissimi reporter che vanno sul campo a documentare le vicende più drammatiche che si svolgono in tutti i campi di battaglia, in tutti i campi di guerra, nei disagi più impensati. È appena ritornato dai confini dell'Iran, era a Erbil, abbiamo visto, forse molti avete anche visto le sue cronache per televisione, ha raccontato il drone kamikaze che è sceso sulla caserma italiana. Erbil è al confine con l'Iran, siamo in una zona a 2 passi dai curdi, lui li ha incontrati con i fucili in mano, quindi ha fatto una delle solite sue esperienze che fa da 45 anni, quando era ancora ragazzino. C'era un bel gruppo a Trieste di cronisti, alcuni non sono più purtroppo, però ha queste grandissime qualità di essere uno dei pochi reporter italiani sul campo. Io darò la parola a lui per iniziare, però dico 2 parole solamente sul libro. C'è una frase che mi ha colpito, io penso una frase chiave che spiega gran parte del libro. Dice: il silenzio è resa, e per questo io penso Anna ha fatto un libro verità, ha raccontato le esperienze dirette, le vicende degli ultimi 2 anni, dell'ultimo anno anche nel suo ruolo, e anche di ciò che è avvenuto in Italia. Ne dà una chiave di lettura che non è superficiale, nel senso che spiega il perché avvengono determinati comportamenti, determinate situazioni, e soprattutto alla fine dice non quello che si può fare, ma quello che si deve fare, nel senso che, come dice lei nel corso del libro, se il silenzio è resa, io penso che anche l'inazione è un modo per rinunciare. Quindi un libro coraggioso di cui parleremo nel corso di questa oretta che stiamo assieme, ma direi di iniziare con Fausto. I 2 temi si intrecciano pienamente, quello di cui si parla nel libro e le esperienze dirette sul campo sono assolutamente intrecciate, e io direi che partiamo con l'Iran, ovviamente, la guerra più difficile. Posso solamente dire che ci sono magari alcune persone che hanno difficoltà a stare in piedi. Ci sono 3 posti lì, 2 posti lì, 1 e 1, quindi 5 posti per chi ha magari voglia di sedersi, chi ha più difficoltà. Scusatemi, ma ho visto, è un peccato che magari qualcuno soffra, e quindi 2 lì, 1 qui davanti e 3 là. Chi vuole 5, 6 posti, ci sono ancora, è inutile stare in piedi. Ecco, Gabriele aiuta, grazie. Sì, partiamo dall'Iran, la guerra più difficile, come lui l'ha definita nel suo reportage, ma anche il paese, penso, più emblematico per spiegare cos'è l'islamismo, cioè l'islamismo più spietato, che in una settimana uccide 30.000 oppositori che vanno in piazza, e questi Pasdaran prendono i fucili e sparano sulle persone indifese che cercano la libertà, La parola a Fausto. Allora, bene, si inizia già frizzanti. A me fa piacere
A me fa piacere, adesso vi dirò io i numeri, state tranquilli. A me fa piacere tornare a geografie. Allora, lasciatemi parlare, dopo prenderete voi la parola, insomma, no? Allora, mi fa piacere tornare a geografie, tornare a Monfalcone ed essere qui su questo palco con due amici, Anna Cisint, che ci conosciamo da tanti anni, in tempi non sospetti, ecco, e Lucio Gregoretti in particolare, che ringrazio, insomma, per la presentazione. Io sono tornato ieri dal fronte più vicino all'Iran, che è quello nel nord dell'Iraq, del Kurdistan iracheno, di una guerra di cui, devo dirvi onestamente, non sentivamo il bisogno. E di una guerra che non so dove e come, insomma, ci porterà, ma sicuramente il tema si coniuga con il libro di Anna, La minaccia di Allah, che riguarda l'attualità di casa nostra, nazionale, locale, qui a Monfalcone, e invece io vi accennerò all'attualità internazionale. Vi accennerò a quando mi sono trovato, appunto, pochi giorni dopo l'inizio delle ostilità, ad arrivare sul fronte più vicino con l'Iran, perché il Kurdistan iracheno ha una frontiera di 582 km con la Repubblica Islamica, e ovviamente mi ha fatto un po' impressione arrivare sul confine e vedere la bandiera della Repubblica Islamica, le torrette dei Pasdaran lungo il confine, assolutamente intonse, che continuavano appunto a presidiare un confine di cui dall'altra parte ci sono delle città abitate a stragrande maggioranza dai curdi iraniani. Ma la cosa ovviamente colpisce di più, dato che questa è una guerra a distanza, una guerra dal cielo, e quando vedi le scie bianche si sente una sorta di rumore sordo, insomma profondo, alzi lo sguardo al cielo e vedi queste scie bianche infinite, dei missili israeliani e americani che partono verso l'Iran, passano sopra la tua testa, sembrano lentissimi, in realtà sono velocissimi, ma vedi in egual maniera, spesso e volentieri, anche le stesse scie bianche in senso inverso, che dall'Iran partono verso i paesi del Golfo e verso Israele. Ma la realtà sul campo nel Kurdistan iracheno è quella dei bombardamenti di risposta, di rappresaglia iraniani quotidiani, non solo tra l'altro dall'Iran, ma il Kurdistan si trova in una situazione particolare perché ci sono anche le milizie sciite irachene filo ayatollah, io li chiamo un po' i gianizzeri degli ayatollah, che da sud bombardano il Kurdistan. In particolare gli obiettivi principali sono la base americana, la più grande base americana nella zona dell'aeroporto di Erbil, e accanto a questa base c'è la nostra base, che è stata anche colpita, ma magari dopo ne parliamo, magari dopo, che è stata colpita. Questo è il 50% degli obiettivi. L'altro 50% sono i campi dei curdi iraniani, perché esistono 6 partiti di opposizione armata curdo-iraniana che sono ospitati da decenni nel nord dell'Iraq, che hanno i loro campi, che sono mezzi campi profughi, rifugiati, mezzi campi militari, e vengono costantemente bombardati dai droni e anche dai missili balistici iraniani. Quello che ti fa venire il brivido lungo la schiena è quando senti questo ronzio assordante, in realtà, del drone kamikaze in arrivo, e sei fortunato se lo senti, perché se non lo senti all'ultimo momento, vuol dire che ti piomba sulla testa. Il drone kamikaze in arrivo, che viene contrastato se ci sono le difese aeree. I curdi non hanno nessuna difesa aerea, ma gli americani sì, come questi
cannoni rotanti che sparano questi proiettili a una velocità elevatissima e che fanno una barriera di fuoco, si vedono queste strisce di fuoco verso il cielo e colpiscono i droni, li fanno saltare in aria, oppure addirittura le difese missilistiche, cioè i missili Patriot che intercettano i missili balistici iraniani, e questo accade quotidianamente, soprattutto di notte, ma adesso purtroppo anche di giorno, perché questo dimostra che questa guerra si è allargata a tutta la regione, non solo i paesi che conosciamo di più, come appunto gli Emirati, l'Arabia Saudita, l'Oman, Kuwait stesso, dove anche è stata colpita una base dove c'erano degli italiani, ma anche appunto questa piccola fetta di territorio, che poi tanto piccola non è, nel nord dell'Iraq, e che confina con l'Iran. È una guerra, come vi ho detto all'inizio, di cui non avevamo bisogno, però è una guerra che, se adesso non va fino in fondo, come sembra non andare fino in fondo, perché Trump si sta un po' arrampicando sugli specchi per cercare una via d'uscita, avendo capito evidentemente che ha azzannato un osso troppo duro per i suoi denti, a differenza degli israeliani che vanno per la loro strada perché sapevano bene, insomma, con chi hanno a che fare da decenni. Si cerca questa via d'uscita, ma qualsiasi via d'uscita, anche se i americani canteranno vittoria e così via, se il regime iraniano, i Pasdaran, sopravviveranno, per loro è questa già la vittoria, sopravvivere. Quindi ci troveremo di fronte a un problema in realtà amplificato invece che ridotto, e poi ne parliamo dopo, insomma parliamo magari anche degli italiani perché sono là, quando sono entrato nella base eccetera. Un problema amplificato che ci riguarderà e ci riguarda da vicino, quantomeno per lo shock energetico, lo stretto di Hormuz, il blocco di Hormuz, non solo oggi ma anche domani e dopodomani. Bravo. Cominciamo un po' a entrare anche nel libro, nelle riflessioni che mi sono contenute, e io penso che possiamo partire da una parola chiave che sta nel titolo, l'Islam politico, che diciamo attorno alla quale ruotano gran parte delle considerazioni e delle riflessioni che vengono sviluppate, e che un po' è il nodo, diciamo, della presenza islamica da noi in Italia e in Europa. Quindi un Islam politico che significa assolutismo, che fa coincidere potere e religione, che non distingue i due piani, e credo che questo rende anche giustizia di tante polemiche rispetto ad alcune questioni, tipo l'Islam religioso, l'Islam come elemento di folklore e quant'altro. Io direi che partiamo da qui, Anna, per raccontare, diciamo, il tuo libro. Allora, intanto permettetemi di ringraziarvi, perché devo dire che non mi aspettavo neanche questa volta una presenza così, quindi grazie di vero cuore a tutti. Comunque la pensiamo, grazie per esserci e per contribuire al confronto che anche oggi è tale, come sempre in questi anni abbiamo fatto. Grazie di vero cuore. Voglio ringraziare... Grazie. Poi permettetemi proprio rapidamente di ringraziare Lucio Gregoretti, che in questi anni è stato parte fondamentale di questo confronto per quanto mi riguarda, come lo è anche oggi. Poi le persone diventano vicine, amiche, quindi voglio veramente spendere una parola per dire quanto contribuisce al valore che abbiamo cercato di portare avanti in questa città. E voglio ringraziare 10 volte Fausto, perché ci conosciamo da momenti, diciamo, molto diversi, e lui è tornato ieri sera dall'Iraq. Ci siamo sentiti, penso, domenica, quando appunto ho chiesto come stavano i nostri soldati
a Erbil, è tornato ieri sera, e averlo qui oggi a raccontare con la vita vissuta ciò che noi e che succede non soltanto per l'Italia, ma per il concetto che abbiamo di valori in tutto il mondo, in un momento in cui questa guerra sta creando appunto situazioni molto difficili come sono state raccontate, per noi oggi è un grande valore. Quindi grazie per esserci, Fausto. Ecco, grazie. E grazie ai ragazzi del liceo. Mai come quest'anno abbiamo i giovani presenti, ci teniamo tanto, grazie agli insegnanti che hanno voluto partecipare, ma grazie ragazzi perché siete preziosissimi. E io, quando ho fatto il sindaco, ho ascoltato gli intelligenti suggerimenti che poi alla fine hanno dato, e abbiamo cercato di migliorare geografie anche attraverso i vostri occhi. Quindi grazie per esserci e per quello che portate avanti. Adesso se lo meritano. Ecco, adesso cercherò di essere sintetica, però in questo libro, come ha detto Lucio, ci passa ormai una grande esperienza, tanta storia e tanta vita vissuta. L'Islam politico, lo dice l'intelligence, non la razzista, xenofoba e sotto scorta da ormai 2 anni. Un altro applauso alla polizia e alle forze dell'ordine, ve lo chiedo. Ecco, è vita, è vissuta, è studio, è approfondimento fatto, e ascolto di racconti di situazioni veramente drammatiche, in cui ci stanno anche persone che oggi sono tra noi qui, che hanno vissuto e che hanno, come dire, le hanno cambiate, le hanno portate a decidere che la libertà e la vita sono preziose, e quindi si combatte per la libertà e la vita. E qualche storia in questo libro c'è. E quindi le ringrazio, perché io non le guardo, ma so che qualcuna è qui oggi. E siamo vicine e combattiamo anche per loro. Però il tema oggi è l'Islam politico. E lo dice l'intelligence francese. Lo dice l'intelligence francese che va da Macron e gli dice: beh, guarda che siamo andati oltre il limite. Guarda che oggi l'Islam politico ce l'hai in casa e vuole 2 cose. La prima, vuole sovvertire il sistema democratico, cioè vuole impedire che ci sia in futuro la democrazia, e la seconda è l'applicazione della Sharia. Cos'è la Sharia? La Sharia è la sottomissione. La Sharia è la decisione che si vive attraverso dei principi e dei valori che la nostra Costituzione, lo dico in un momento in cui dopo il referendum qualcuno ha detto la Costituzione c'è, bisogna applicarla e deve stare così com'è. Beh, la nostra Costituzione lo dice, l'individuo ha un valore e non può essere dimenticato che l'individuo è donna, è bambina, e la Sharia è incompatibile con questi valori. Quando l'intelligence francese è andata da Macron, ha rappresentato queste situazioni e le ha raccontate. Come avviene oggi, e sta avvenendo in Europa, in Francia, in Belgio, io ci vivo molto tempo delle mie settimane in Belgio e anche talvolta in Francia. Come è avvenuto? È avvenuto con altre armi. Non esiste più l'arma della spada, esiste l'arma dell'inserimento dei concetti nei tessuti sociali. Esiste ed è avvenuto l'inserimento nelle associazioni culturali, nelle associazioni sportive, per far sì che attraverso il condizionamento del tessuto sociale ci possa essere l'applicazione sempre di più con il sorriso, ma in maniera ferma e consolidata giorno dopo giorno, dei principi del Corano. A una domanda rivolta ai ragazzi musulmani tra i 17 e i 24 anni: ma tu davanti alla scelta, se il Corano si contraddice con la legge francese in questo caso o con la legge italiana, che cosa scegli di applicare? Scelgo di applicare il Corano. Allora oggi il tema dell'Islam politico, della scelta di governare entrando dalla porta principale, è una realtà. Noi l'abbiamo sperimentata qui a Monfalcone, ma la sta vivendo Roma, ed è in avvio
in maniera abbastanza intensificata anche a Torino. Che cosa significa Islam politico? Significa sovversione del sistema democratico, significa applicazione di una governance attraverso i principi del Corano, che è una teocrazia. Quindi il libro va dritto a raccontare anche la mia esperienza diretta, sia in Italia, fatta inizialmente a Monfalcone, ma oggi anche in Europa, del concetto dell'applicazione di questo obiettivo fondamentale, che è quello che ci preoccupa di più, che è appunto quello della radicalizzazione, che non significa che tutti gli islamici hanno una modalità sbagliata di approcciarsi, è un'altra questione, non ha nulla a che vedere con il diritto di culto, lo anticipo, non c'entra nulla, è rivolto invece ad un futuro, per come lo conosciamo, di democrazia. Bene, molto bene. Credo che possiamo proseguire, Fausto, sulla linea dell'Islam. Ma ricordo solo questo, che in Iran c'è la guida suprema, cioè che proprio è il massimo dell'identificazione tra teocrazia e... in Iran, dove c'è l'applicazione pratica dell'Islam politico dal 1979, no? Con la rivoluzione di Khomeini. Io la prima volta in Iran sono stato nel 1985 durante la guerra Iran-Iraq, e Khomeini era ancora vivo, e la guida suprema a cui fai riferimento, lì Khamenei, che non era ancora guida suprema, ma era insomma braccio destro, tra l'altro allora era su una sedia a rotelle perché aveva subito un attentato di un gruppo di oppositori armati, Mujahideen, Khalq, di ispirazione comunista allora, e diceva la guida suprema che è stata eliminata nei primi giorni dei raid israeliani e americani. Ma qual è il vero problema per cui siamo a questo punto in Iran? E rispondo anche prima a chi contestava i numeri, eccetera. L'ultima rivolta di piazza che ha interessato praticamente tutto l'Iran, cioè la capitale, le grandi città e così via, con la gente che è scesa in piazza, lo stesso regime ha ammesso che ci sono stati 3.132, vado un po' a memoria, vittime, morti, uccisi fra i manifestanti, dicendo ovviamente che erano il soldo degli israeliani e americani. Altre fonti hanno parlato di 30.000 morti, ma anche se la verità fosse nel mezzo, molto probabile, 10.000, 15.000, tenete conto che i feriti poi non andavano neanche negli ospedali, si facevano curare in casa perché negli ospedali dopo venivano arrestati. Comunque è un numero enorme, è una repressione sanguinosa. Io ho parlato con una famiglia, adesso in questo ultimo reportage, una famiglia intera che è scappata da una delle più grosse, più importanti città del Kurdistan iraniano, è passato clandestinamente il confine per entrare in Kurdistan, e mi raccontava appunto di questa repressione assolutamente sanguinosa. Ma perché siamo a questo punto anche in Iran? Perché il sistema teocratico che è stato imposto come sistema di potere si fa anche delle elezioni, ci sono le elezioni del presidente, c'è l'elezione del Majlis, del Parlamento, ma tutti i candidati sono sottoposti a un consiglio dei guardiani, i guardiani appunto della fede rivoluzionaria islamica, che dice questo candidato va bene, questo candidato non va bene, quindi voi capite insomma che è un po' un'elezione a senso unico. E dato che sono passati ormai parecchi anni dal 1979 e l'Iran è un paese molto giovane, cioè dove insomma c'è un'alta percentuale di nascite, molto più alta rispetto a qua da noi, soprattutto le giovani generazioni, anche perché comunque adesso internet l'hanno assolutamente chiuso, ma internet funzionava, i giovani potevano vedere come vivevano i giovani nel resto del mondo, soprattutto queste giovani generazioni e non solo, si sono semplicemente stufate del regime islamico degli ayatollah. E il problema qual è? Che si calcola, si stima che il 70-80% della popolazione, quindi ovviamente non solo i giovani, per esempio l'ultima rivolta di gennaio è scattata dai Bazari,
c'è dagli ambienti del bazar, e tra l'altro dicono sempre in Iran, se si muove il bazar, come è successo ai tempi dello Shah nel 1979, sono stati poi quelli del bazar che hanno alimentato la rivolta islamica e quindi è caduto lo Shah, se si muovono quelli del bazar vuol dire che è l'inizio della fine. E si sono mossi perché? Anche perché a causa, per amor di Dio, delle sanzioni, tutto quello che volete, ma a causa della stessa costituzione del regime, l'economia dell'Iran è a rotoli, nonostante sia un paese ricchissimo di petrolio. E quindi l'inflazione, gli stipendi totalmente bloccati, l'aumento per assurdo in Iran del prezzo della benzina, che è assurdo, dato che è un paese che ovviamente produce estrae petrolio, ha comportato questa rivolta alimentata per motivi economici e poi scocciata in motivi politici di gennaio, che è stata duramente repressa nel sangue. Ma se il 70-80% della popolazione vuole cambiare regime, vuole cambiare registro, vorrebbe semplicemente quello che i curdi dicono in una sola parola, azadi, cioè libertà, no? Vuole la libertà. Il 20%, e non stiamo parlando di numeri piccolissimi perché sono 93 milioni di persone, il 20%, compreso il nocciolo duro che ha in mano la sicurezza, la forza del potere, e compresi 200.000 pasdaran, mi faceva un po' sorridere il ministro della difesa israeliano all'inizio, che diceva sì, una settimana abbiamo ucciso 1.500 pasdaran, e io dicevo gli altri 199.000 no, sono ancora là che combattono, quindi hanno in mano le leve della sicurezza, della forza, e sono uno Stato nello Stato, e non molleranno né nei confronti dell'attacco americano-israeliano, né tantomeno nei confronti del proprio popolo. Preferiranno, appunto, se la gente va in piazza, sparare ad alzo zero, come è capitato, come è successo nel momento in cui cominciano a lanciare degli slogan contro il regime teocratico. Questo è il vero problema dell'applicazione dell'Islam politico in un grande paese come l'Iran. Che poi alimenta tutta una serie di altri... Che poi alimenta, esatto, uno può dire vabbè, sono a casa loro e che si arrangino e che si gestiscano la questione fra di loro, fino a un certo punto, perché ripeto, stiamo parlando di una stragrande maggioranza della popolazione che vuole il cambiamento, ma l'Iran è sempre stato padrino, adesso non lo è più tanto, ma è sempre stato padrino di quelli che vengono chiamati i proxy, cioè io li chiamo i gianizzeri al di fuori dell'Iran, in tutti i paesi del mondo arabo, e non solo, ma soprattutto del mondo arabo, dove ci sono delle minoranze sciite, perché l'unica maggioranza sciita che è una minoranza nel contesto del grande mondo musulmano mondiale, diciamo che è la maggioranza sunnita, questi sono sciiti e non si amano fra di loro, anzi, e dicevo, dove ci sono minoranze sciite, là l'Iran è andato a pescare per decenni, creando gruppi armati, ma non solo gruppi armati, creando potere economico, potere politico, potere sociale anche, potere sociale. E questa è la loro forza, per cui questi gianizzeri sono nomi che avete sentito di questi parlare, di Hezbollah in Libano, che ancora appunto combattono contro gli israeliani, sono ancora, nonostante tutte le batoste che hanno subito, Hamas a Gaza, che adesso è passato in secondo piano, gli Houthi nello Yemen, che proprio ieri hanno fatto un discorso un po' furbesco, hanno detto se qualcun altro entra in guerra, riferendosi probabilmente ai paesi arabi del Golfo, entreremo in guerra anche noi. E quindi insomma sono là un po' alla finestra e bloccando di nuovo Suez. Esatto. Tra l'altro, piccolo particolare, non è che gli Houthi in Yemen uno dice ma dove sta sulla cartina geografica, cos'è sto nome esotico? No, cioè ci riguarda anche questo direttamente da vicino, perché gli Houthi sono riusciti, dopo il 7 ottobre, dopo tutto quello che è successo a Gaza e la guerra che va avanti
dal 2023, sono riusciti a ridurre del 50% il passaggio delle navi commerciali, delle navi mercantili dello stretto di Suez, proprio lanciando missili e droni su queste navi che sono obbligate a passare da Suez e poi del Mar Rosso e poi dello stretto di Mandeb, che è come quello di Hormuz, è di fronte allo Yemen. Questo ci riguarda da vicino, cioè ci riguarda intendo Trieste, Venezia, il Gioia-Tauro, cioè i porti italiani, perché ovviamente le navi cosa hanno fatto? Hanno fatto il vecchio periplo dell'Africa e non entrano più nel Mediterraneo, vanno direttamente con una rotta molto più lunga, molto più costosa, fino ai porti del nord, e dopo le merci ci arrivano via terra o via ferrovia dal nord, e quindi i nostri porti i nostri traffici sono diminuiti grazie anche ai missili lanciati dagli Houthi. E questo quindi è un problema che ci riguarda da vicino. Meno containers, per intenderci, meno traffici, meno merci, meno business, meno ricchezza. Quindi, ripeto, non sono problemi e nomi esotici, però il problema appunto dell'Islam politico è questo, ed è un problema che dobbiamo tenere da conto anche qua da noi, e nel libro di Anna, la minaccia di Allah, questo è sottolineato, perché qua ovviamente non ci sono i pericoli dei missili, dei droni e così via, ma c'è forse un pericolo più subdolo di un'infiltrazione nella società e nella politica, no? Che permette per esempio a dire a uno dei leader, Riccardo, della comunità islamica qua a casa nostra in Italia, per il referendum ha vinto il no grazie a noi. Già gli italiani non sapevano bene di cosa si trattava, figuriamoci gli islamici che sono magari andati a votare la referendum. Brava. E se posso, se mi permetti, su questo, Piccardo ha detto, tra l'altro presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, che non presentano il bilancio dal 2020, a proposito di trasparenza dei finanziamenti che arrivano anche da luoghi e da soggetti che in alcuni paesi del mondo sono stati definiti come terroristici, come i Fratelli Musulmani. Piccardo ha detto siamo 3,2 milioni, almeno 1,3 milioni, sono il 90% di 1,3 milioni sono i voti del no. Ma perché? Non perché per noi no, la Costituzione, io da sindaco ho dovuto dare cittadinanze facili al 95% di chi la otteneva, non sapeva la lingua, se chiedi che cos'è la Costituzione, quali sono i principi, cos'è il paese di diritto, cosa vuol dire? Non hanno proprio assolutamente idea. Lui ha detto ma perché da quella parte noi abbiamo le porte aperte. Dopodiché non ci interessa pensare a un futuro da quella parte, perché l'obiettivo è crearci ciò che in altri luoghi già abbiamo, ovvero il nostro partito politico e il nostro percorso politico. Ecco, per cui adesso questi sono i numeri, cittadinanze facili che creano una situazione di grande pericolo in Italia e che però oggi ci dimostrano come aver lasciato le porte aperte senza controlli neanche su ciò che oggi noi autorizziamo, ovvero i permessi di soggiorno, dove c'è scritto la Carta dei Valori. Io qua lo riporto, dico, e anche nella mia proposta, nella nostra proposta di legge che stiamo portando avanti, lo diciamo, la Carta dei Valori, che vuol dire sono qui, tengo la mia legge, tengo la mia tradizione, tengo tutto ciò che è appartenuto alla mia esistenza precedente, ma sono convinto che qui applico la legge, rispetto i valori, no? Ecco, quella Carta dei Valori che dice che l'uomo e la donna sono uguali, che non esiste la poligamia. Ecco, quella Carta dei Valori che è alla base del permesso di soggiorno non è mai controllata, ed è per questo che ci troviamo alla fine, anche nella lingua che non conoscono in troppi, ci troviamo a dover per forza accettare questo percorso di cittadinanza che poi porta a questi risultati. Viene violata costantemente, donne, bambini. Sì, è perché no, perché io sono accusata, esatto, guarda, io sono accusata delle peggiori cose, no? Ormai diciamo che
mie spalle sono abbastanza forti, ma vengo accusata in maniera sbagliata, perché l'obiettivo ovviamente è quello della democrazia, cioè la democrazia è che io e te abbiamo le stesse opportunità e rispettiamo le stesse leggi. Ma se tu puoi non rispettare la legge, se tu puoi andare in un paese extracomunitario, sposare 4 mogli e tornare come accade, avendo in realtà questo bagaglio, andando nelle anagrafi ad accettare che questo si possa registrare, non è accettabile. Quindi il rispetto dell'ordinamento giuridico vuol dire questo, vuol dire che ognuno di noi ha la stessa opportunità davanti alla legge. Questa è democrazia. La democrazia non è una grande parola, è che io e te siamo uguali e abbiamo davanti una norma che rispettiamo, cosa che non avviene purtroppo, perché la base del Corano, e non ha nulla a che vedere con il diritto di culto, la base del Corano è nei principi incompatibile con l'ordinamento giuridico italiano. E perché combatto le moschee irregolari? Io combatto tutto ciò che è irregolare. Le moschee irregolari sono state alla base della possibilità per gli imam di introdurre finanziamenti di cui non sappiamo niente, anzi o meglio sappiamo da dove provengono, spesso attraverso la Charity Foundation che finanzia i fratelli musulmani e che arrivano anche in Italia nella realizzazione e anche gestione di luoghi dove all'interno non ci sono regole, perché quella famosa Costituzione di cui tutti si riempiono la bocca non è adempiuta, non c'è l'intesa. C'è scritto l'Italia rispetta tutte le religioni, c'è la libertà di culto, eccetera, ma è necessario che ci sia un provvedimento del Parlamento che si chiama intesa tra lo Stato italiano e le religioni. Per l'Islam non c'è, ma non perché lo Stato italiano è stato pigro, perché non c'è concomitanza di obiettivo rispetto alle correnti islamiche, le quali anche in questi tempi noi abbiamo invitato a trovare delle soluzioni sui temi dell'accordo. Cosa vuol dire accordo? Vuol dire delle regole di ingaggio. Tu puoi fare questo e questo non lo puoi fare. Dimmi, sottoscrivi che vuoi rispettare in toto la legge italiana, anche quando si contraddice con il Corano. Lo scrivi e lo applichi. Questa è parità, questa è democrazia. Allora sì, ti puoi andare. Ma finché tu non accetti di dire che rispetti la legge italiana, allora sei tu che sei irregolare, anche davanti a un sistema che ti chiede il rispetto della dignità della persona, della dignità della persona. Naturalmente non lasceremo andare via Fausto senza che ci racconti questa presenza italiana di cui hai iniziato prima, però proseguirei sul ragionamento che ha iniziato Anna rispetto alle presenze che vengono da noi per aprire un altro capitolo, ma volevo segnalarvi alcuni dati che mi sono preso stamattina in vista di questo incontro rispetto a questa tristissima contabilità su ciò che è avvenuto dal 2001 nel nostro paese. 160 arresti per terrorismo o per organizzazione di movimenti terroristici, 300 espulsioni per la stessa ragione, siamo sempre in Italia dal 2001, 125 persone partite dall'Italia per combattere con l'ISIS in Siria o in Iraq, che è un dato, se immaginate, se ci pensate bene, drammatico. 30 cellule, tra queste anche una a Udine, come forse ricorderete nel dicembre 2004, quando arrestarono 5 persone, ma poi Anna racconta molto bene nel suo libro anche le vicende che hanno toccato in questo senso Monfalcone. Quindi questi arrivi da queste zone, diciamo, di integralismo islamico, che Beloslavo ci ha raccontato lo scorso anno al suo bellissimo libro sugli sbarchi, ma ha raccontato molto, fin dalle guerre balcaniche, quello che fu, quello che è stato. Poi ci sono stati alcuni elementi che daremo ad Anna, cosa è successo, lei che è stata giù a verificare la rotta islamica, la rotta balcanica, scusate tanto, ma già quella volta ci fu
con le prime guerre, gli arrivi lungo questa traccia che porta a Trieste, che porta a Gorizia, questo fenomeno del passaggio clandestino attraverso la via di terra, che è quella più facile poi per mescolare all'interno dei nostri paesi. Sì, hai citato giustamente il numero dei volontari italiani della guerra santa che sono andati a combattere con lo Stato islamico in Siria e in Iraq. Vi racconto solo questo aneddoto perché io ne ho incontrato qualcuno che era stato poi catturato dai curdi della Siria, utilizzati dagli americani allora per liberare Raqqa, la capitale del califfato. Tra l'altro ho incontrato anche un paio di donne, di ragazze, una era partita addirittura minorenne dal Veneto, si sono sposate con i Mujahideen, hanno aderito alla causa per poi almeno formalmente pentirsi, ma in particolare avevo fatto l'intervista, la prima intervista a un jihadista italiano, che era un ragazzo di poco più di 20 anni, partito da Brescia, è andato a imbracciare un Kalashnikov a Raqqa e a combattere appunto per il califfato. Quello che mi ricordo, vi racconto solo questo aneddoto, poi passo alla risposta alla tua domanda, è che quando le prime cose gli ho chiesto, ma tu sei un terrorista, no? Sei considerato un terrorista? E lui mi fa, sì, sono un terrorista, ma piccolo terrorista, non grande terrorista. No? Quindi per dare l'idea, insomma, in che mondo viviamo, sì, proprio faccia così, poco, piccolo, non tanto grande. Poi tra l'altro è stato estradato in Italia, siamo andati a prenderlo perché insomma non c'è proprio l'estradizione, è stato era ricercato, è stato condannato e penso che sia ancora in qualche carcere italiano a finire di scontare la pena. Però ecco, il discorso dell'arrivo dell'immigrazione clandestina, illegale. Allora, io ricordo sempre che nell'ultima intervista che feci al colonnello Gheddafi, prima che lo linciassero, che era in attesa delle bombe della NATO che hanno cambiato le sorti della Libia, perché senza le bombe della NATO Gheddafi sarebbe stato ancora là e non saremmo qua a parlare di questi problemi. Lui mi disse come un oracolo tante cose che poi si sono avverate. Una di queste è stata, fra le prime appunto sue dichiarazioni in questa intervista, ma volete che 1 milione di africani arrivino a casa vostra? E quindi bombardatemi, vado via io, non c'è più il tappo, arriverà 1 milione di africani. Beh, aveva perfettamente ragione, perché io ho calcolato proprio con il libro per il accoglienza dal 2011, cioè dopo le primavere arabe, dopo il crollo di Gheddafi lo scorso anno, sono arrivati 1.200.000, cioè sbarcati sulle nostre coste. Però quelli che arrivano via mare sono, diciamo, i riflettori sono più accesi, no? C'è più attenzione e c'è molto meno attenzione per la rotta balcanica, che invece ci riguarda da vicino, che è la rotta terrestre, e dove tra l'altro, dato che hai citato anche la presenza, cioè hai citato la minaccia jihadista e così via, dalla rotta balcanica, ai tempi dell'inizio della guerra civile in Siria, sono arrivati circa 1 milione all'ora, no? E quello è stato il boom. Adesso i numeri sono molto, molto inferiori, ma costanti, cioè ci sono ancora 20.000 persone, 30.000 persone entrano in Italia, magari non tutti si fermano all'anno dalla rotta balcanica, ma attraverso la rotta balcanica nel corso del tempo sono passati in maniera documentata diversi terroristi. Ovviamente stiamo parlando di numeri piccoli, stiamo parlando probabilmente di una cinquantina, ma fra queste cinquantina di terroristi che sono passati passati anche i terroristi del Bataclan, sono passati i terroristi delle peggiori stragi compiute in Europa. Scusa Fausto, posso interromperti per ricordare a proposito di questo, quando siamo stati sulla rotta balcanica mi aveva molto colpito proprio cioè, sottolineando quello che stai dicendo, quello che ci aveva raccontato quell'altissimo funzionario dell'intelligence bosniaca, che ci aveva detto quello che adesso sta dicendo Fausto,
voi, mi ricordo le parole esatte, proprio voi non avete idea di quello che sta passando sulla rotta balcanica, esatto, 2 anni fa. Perché il passaggio non è solo dei poveri disgraziati, delle famiglie che sicuramente scapperanno da qualche guerra, ma è una minoranza quasi, passa di tutto. Passa, e non passano solo jihadisti, passano criminali comuni senza alcun documento, che poi arrivano qua in Italia. E tra l'altro negli ultimi 2 anni lungo la rotta balcanica si è notato anche una sorta di sovrapposizione. Già esisteva questo traffico di sovrapposizione anche col traffico delle armi e della droga, quindi chi più ne ha più ne metta. Ma quello che mi colpisce di più è che appunto la rotta balcanica molto dimenticata, meno riflettori, Trieste in alcuni momenti, ma non solo Trieste, poi quindi anche Falcone vicinissima, anche Gorizia, anche Udine, è stato un po' una Lampedusa del nord-est, ma si è parlato sempre troppo poco. Quello che mi colpisce di più è che sia per la rotta balcanica sia per gli sbarchi, oramai anche noi giornalisti non dovremmo più usare, figuriamoci, clandestini era stato già abolito fin dall'inizio, arrivavano proprio le lettere in redazione da una specie di struttura tipo Micul Pop che esiste purtroppo a livello di ministero, che ti dice non puoi usare la parola clandestino. Allora dopo si parlava di migrante illegale, no? Perché magari è economico, allora migrante economico, no? Tutta una serie di terminologie politicamente corrette che ormai hanno sfociato adesso, e qua volevo arrivare, nell'assurdo. E l'assurdo è che se leggete i comunicati sfornati dalle ONG nazionali, internazionali che si occupano appunto della crisi migratoria, adesso vengono definiti persone in movimento. Perché se una persona è in movimento, perché bisogna fermarla? È in movimento è libero. No? Persone, non è uno scherzo, persone in movimento. Allora io dico, perché allora benissimo, accettiamo anche questa assurda imposizione del politicamente corretto delle persone in movimento, ma allora perché... Noi in realtà non è che accettiamo molto. No, accettiamo, per la provocazione è questa, ma allora perché quando si parla si usa un altro termine, reimigrazione, un tabù? Non si può usare questo termine reimmigrazione, forse perché non si può fare, forse perché non abbiamo le leggi, forse questo. No, ma è un tabù di principio, no? Perché le persone in movimento non si possono fermare, mentre quelli che sono qua, che potrebbero anche venire rimandati a casa loro, non si possono reimmigrare perché è una cattiva parola. Io rimango banalmente della mia opinione, che ho sempre espresso e continuo a esprimere in questi eventi, a Monfalcone, a Geografia, eccetera. Non si tratta di essere contro le migrazioni, si tratta di essere a favore delle migrazioni regolari. Si entra in un paese con un passaporto, un documento, un visto, un permesso di soggiorno e magari di lavoro, perché sicuramente ci può essere, rispettando la legge. Punto e a capo. Sicuramente regolari, ma forse anche con alcune condizioni, diciamo, conoscere la lingua, certo, rispettare il poi c'è il tema le nostre norme, tutte le nostre... Esatto, un'altra condizione è che dopo è facile per fare le navi attirare manovalanza a basso costo, e con tutte le storie delle cooperative poi bengalesi, che viene citato anche nel libro, in cui hanno anche il pizzo islamico, che è usuale in certi paesi islamici, solo che siamo Falcone, siamo in Italia, non siamo... Comunque proseguiamo su questo filone che abbiamo aperto adesso con Fausto. Però faccio una parentesi, reimigrazione ve la spiega bene Anna nel libro, non so se apriamo adesso, ho visto i tempi, però trovate un chiarimento di cosa significa, perché si può fare, perché si deve fare. Ma Anna si prese da europarlamentare la briga, andò al confine della Bosnia, ai confini europei, come dovrebbe fare un parlamentare che non solo predica ma anche
diciamo, poi fa le cose di cui parla. Ecco, ma infatti noi viviamo questa situazione, Trieste, Monfalcone, ma Friuli Venezia Giulia, quindi bisognava prenderla in mano. Siamo stati con io, Fausto e una mia collaboratrice 2 anni fa, credo, era marzo forse proprio, siamo andati sulla rotta balcanica nella città di Dia. Cioè, vi voglio raccontare questo piccolo episodio che abbiamo vissuto insieme, perché per me è stato davvero molto importante, significativo, e ho capito alcune cose che non avevo assolutamente idea che stessero alla base di ciò che succedeva. Intanto siamo andati a Biac, che è l'ultima città della Bosnia. Vi ricordo che la Bosnia oggi ha tutte le pipette verdi, cioè ha fatto i compiti per entrare nell'Unione Europea. Quindi in realtà dalla Bosnia, secondo i trattati, non ci dovrebbe arrivare proprio nessuno, perché dovrebbe rimanere all'interno dei paesi che oggi sono già paesi dell'Unione Europea o di quelli che vogliono entrare in Unione Europea. In realtà quello che noi abbiamo visto è un malaffare autorizzato, no? Noi abbiamo, nevicava, faceva freddo, ma insomma siamo andati sulla rotta balcanica, dove devo dire la polizia croata ha strumenti ed è autorizzata ad applicarli, come in Italia non possono i nostri poliziotti poter agire, perché noi li abbiamo visti rimandare con determinazione indietro tutti questi irregolari, tutti maschi, tutti islamici, inshallah, 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 che volevano superare una collina, perché come il cazzo, non è che ci sia tanta difficoltà. E poi venivano rispediti indietro. E pensate che l'Unione, dove abbiamo incontrato anche questo signore dell'intelligence, abbiamo ragionato con persone che vivono la realtà in quel posto, siamo andati anche al camp, distante circa 8 chilometri, penso, al camp si chiama Dilipa. Lì sono rimasta esterrefatta di quello che vi racconto adesso. Nella mia visione l'Unione Europea finanzia, con i problemi che ci sono stati anche appunto di terrorismo, di sicurezza e di necessità di avere persone che sono controllabili anche nei documenti, pensavo che il camp di Lipa fosse un luogo dove chi tornava indietro veniva registrato e rimandato a casa. Cioè ognuno di noi, penso, immagini questo. I luoghi dove tornano gli irregolari non servono a creare le condizioni perché quell'irregolare rifaccia la stessa cosa, invece è così, e ve lo può testimoniare, eravamo insieme, l'abbiamo visitato, dei container assolutamente decorosi, delle mense dove dove mangiano, si rimettono in sesto, ma quello che io penso di interpretare che entrambi ci ha scioccato è la fornitura di scarpe adeguate a rifare la rotta balcanica, quel the game che tutti rifanno finché non passano. Anche 20 volte ci hanno detto, anche 30, vero Fausto? Sì, perché il campo, secondo le norme internazionali dell'ONU e ovviamente l'Unione Europea, tra l'altro fuori c'è il cartello con tutti quelli che hanno finanziato l'Unione Europea e l'ONU, l'Italia attraverso la cooperazione, il campo è aperto. Il campo è aperto e tu rifai la rotta balcanica. Tu puoi entrare e uscire quando vuoi, entri quando vieni ricacciato indietro, magari senza scarpe, perché croati non vanno per sottile, senza telefonino, eccetera, ti riorganizzi, ti ridanno le scarpe. Ci hanno mostrato le scarpe, anche quelle scarpe, tra l'altro c'era la neve, sono delle scarpe per affrontare la traversata con la neve, ti rifocillano e poi quando vuoi riesci, perché il campo è assolutamente aperto. Allora mi chiedo cosa serva, se non come noi l'abbiamo chiesto. Io in Europa, devo dirti che io in Europa ho fatto ovviamente tutti i passaggi possibili e immaginabili, sottolineando questa incredibile, assurda destinazione di risorse di tasse affinché venga autorizzata una pratica illegale, perché poi stringi è quello. Però questo c'è stato molto di insegnamento, perché siamo riusciti in questo anno e mezzo in Europa a far approvare, e credo che gli effetti positivi li avremo a partire da giugno, una convenzione tra Frontex e la Bosnia, con la quale è oggi autorizzato un dispiegamento di uomini e di mezzi affinché ci sia il blocco del passaggio fuori dai confini europei, che è la prima volta che in Europa riusciamo a far passare il concetto che non si deve redistribuire,
ma va bloccata l'entrata, perché gli irregolari sono irregolari e sono pericolosi per la sicurezza di tutti noi. Di questo c'è un filone nel libro che parla di tutte le proposte di legge. Però io ridarei la parola a Fausto per riprendere. Sì, perché io volevo spezzare una lancia per i nostri soldati all'estero. Molti appunto si chiedono ad Erbil, capitale, fra virgolette, del Kurdistan iracheno, nel nord dell'Iraq, ma che ci fanno i militari che sono là sotto i tiri dei droni? Beh, ci fanno anche quello che facciamo in Niger, in Libia, in Somalia, e dal 2014 i nostri militari addestrano il Peshmerga, che significa, sono i combattenti curdi, che significa votati alla morte, pronti alla morte. Addestra il Peshmerga nel 2014 perché là era arrivato l'ISIS e stava conquistando, addirittura era arrivato fino alle porte di Baghdad, stava conquistando tutto il nord dell'Iraq, e quindi li abbiamo addestrati per contrastare una minaccia che ci riguardava, come abbiamo anche detto prima, da vicino, addirittura con volontari italiani, jihadisti che andavano a combattere là. Ma non è solo questo. La nostra presenza in questi punti focali è una presenza strategica legata anche al problema della crisi migratoria, perché da dove pensate, se l'Iran esploderà anche internamente, arriveranno i profughi quando li faranno passare iraniani che dovremo accogliere, perché quelli sì sono profughi di guerra, e da dove passeranno per arrivare fin qua, fino alla rotta balcanica? Passeranno dal nord dell'Iraq, dal Kurdistan, e per questo abbiamo una presenza. Dov'è la porta d'ingresso per quelli che arrivano in Libia e poi si imbarcano per sbarcare a Lampedusa? È il Niger, e per questo abbiamo una presenza, perché molti dicono: ma che ci facciamo là, che c'entriamo noi, che sono soldi buttati via. No, non sono soldi buttati via. C'è una guerra in Sudan, abbiamo una presenza nella vicina Somalia, c'è una guerra in Sudan, perché anche là cerchiamo di monitorare e di fare il possibile nel mettere in piedi un pseudo forze di sicurezza locali che devono servire anche a contrastare questi traffici di esseri umani. Quindi la presenza italiana non è una presenza che fa guadagnare solo qualche euro in più, ne paga i soldati come scrivono, no? Eccetera. Che però, vorrei chiedere a voi, ma la vita ha prezzo? Ha un prezzo la vita? No, non ha prezzo. Possono pagarmi tutto quello che vogliono i miei servizi, ma io lo faccio per scelta, per passione, perché qualcuno deve raccontare il lato oscuro dell'umanità che sono le guerre, e quei soldati, quei militari che sono rimasti là, sono rimasti pochi perché abbiamo alleggerito la presenza, rischiano la vita ogni giorno, e devono correre ogni giorno, di notte o di giorno quando ci sono gli allarmi, e gli allarmi è proprio, ci sono gli americani che agli altoparlanti dicono bunker, perché si dice così in inglese, bunker, e i nostri corrono in questi cunicoli di cemento armato, e là spesso ci dormono, ci mangiano, ci restano per ore e ore. Quindi, come ha fatto anche Anna quando ha letto i miei reportage in presa diretta, perché sono riuscito a entrare nella base italiana quando è stata colpita da un drone, per fortuna hanno colpito il fortino, che uno dice oddio il fortino, no, il fortino era il nome dello spaccio della pizzeria, e quindi è stata distrutta completamente la pizzeria. Adesso sono razioni di combattimento, razioni K, ma per fortuna sono distrutta la pizzeria e non altro, e non ci sono vittime. E quindi quando poi Anna ha mandato un video di vicinanza, di ringraziamento a questi militari, loro sono rimasti molto colpiti, perché spesso vengono dimenticati o ricordati solo in queste occasioni per dire che ci facciamo là, torniamo a casa. Come vi ho spiegato, siamo là per una presenza strategica, è una presenza che dopo, da un punto di vista anche proprio di immagine internazionale, non è che al primo drone che ci arriva dobbiamo farcela addosso e scappare via, insomma c'è anche questo aspetto, non tanto solo nei confronti degli iraniani che ce l'hanno tirato eccetera, ma nei confronti dei curdi
e che abbiamo addestrato dal 2014 dicendo vi addestriamo per andare a morire anche per noi, per fermare la minaccia del califfato, no? E dico, e dopodiché vedono, ma come? Quindi ci hanno addestrato a morire anche per loro al primo colpo, al primo schioppo, tagliano e scappano. Ecco, quindi anche per questo bisogna stare molto attenti, anche poi attenti a ritirarsi da quei posti, perché dopo diventi un obiettivo se devi fare, come ho fatto io, 10 ore in macchina per arrivare fino al primo aeroporto in Turchia. E quindi ecco, attenzione a non sottovalutare la presenza italiana e attenzione a quando ci poniamo la domanda ma che ci facciamo là? Là abbiamo un compito, insomma, abbiamo un compito strategico, un compito che ci riguarda anche da vicino, anche per quelli che possono essere gli hotspot, i punti caldi delle migrazioni regolari, che sicuramente arrivano con ogni guerra, arriveranno con questa guerra. Grazie. Io credo che possiamo dedicare questo applauso a questi nostri giovani che onorano l'Italia in giro per il mondo. Vengono addestrati, come sapete, a Gorizia, quindi siamo finalmente punto di riferimento per queste cose, e alcuni hanno perso la vita, come ci ricorda ogni anno la manifestazione per la Siria, e uno di questi veniva da Monfalcone, di una famiglia di monfalconesi. Quindi dedichiamo questo applauso che hanno fatto questi ragazzi. Io penso che non possiamo... Ho voluto tanto la presenza di Fausto, e capite perché è una vita vissuta che ci viene raccontata il giorno dopo. Ecco, non è... Però lui adesso nel racconto, io domenica appunto ho mandato questo video, dovremmo fare tutti sempre molta attenzione a pensare a chi oggi ci ha consentito e ci consente di vivere una vita libera. Dovremmo pensare a ciò. Un signore, facevo il sindaco, mi ha detto, sai, io sono disperato perché lì dietro c'è il Carso e i miei genitori, mio nonno, mio papà sono morti per combattere per la libertà di questo paese, ma noi tutti oggi che cosa facciamo per la libertà del nostro paese? Arretriamo, gli ho risposto, ogni giorno di più, e lasciamo che entrino, che facciano di noi ognuno ciò che vuole. Questa è una grave responsabilità che abbiamo. Quello che ha detto Fausto, noi non possiamo scappare. Il silenzio oggi è fuga. L'accettazione passiva di ciò che si subisce è fuga, e nessuno vuole fare male a nessuno, vuole pretendere rispetto, vuole pretendere quel rispetto che chi ha combattuto per la nostra libertà ha portato avanti, ed è la stessa ragione per cui noi siamo in tanti luoghi oggi del mondo e pensiamo che non dobbiamo scappare. Ma non dobbiamo scappare neanche dalla responsabilità sociale che come cittadini abbiamo ogni giorno nel nostro paese. Dopo tante analisi, dopo tante situazioni che sono state verificate, che sono state illustrate, credo che non possiamo non finire parlando un po' delle cose che non si possono fare, si devono fare per affrontare le situazioni di cui abbiamo parlato per un'ora finora. Quindi, che è la parte finale del libro, dove entra in una serie di punti ben precisi e di proposte ben definite. Questo che chiederei a Anna di parlarci per darci un quadro finale, diciamo così, anche del libro. Allora, la prima questione è quello che sto facendo in Europa. Una parte ve l'ho detta, siamo riusciti ad ottenere la firma della convenzione, e sulla rotta balcanica, al di là di quello che sta portando avanti il nostro governo, che non è poco nei numeri, perché bisogna poi andare a guardare ciò che accade, con una riduzione evidente, quella convenzione dei stati al di fuori dei confini europei è molto importante. L'altro ieri in Parlamento, per dire quanto l'Europa oggi conta, abbiamo approvato con una maggioranza che una volta, prima di ciò che è successo a Maduro, si chiamava maggioranza Venezuela, cioè con la parte di centrodestra dell'Europa abbiamo approvato 2 provvedimenti importantissimi. Il primo riguarda la modifica del regolamento patto asilo e immigrazione,
guarda, viene detto che tu oggi c'è un elenco di paesi sicuri a cui vanno sommati anche quelli dei paesi che vogliono entrare in Europa, e tutti quelli che transitano al di fuori e passano per i paesi terzi sicuri possono essere trasferiti a quei paesi terzi sicuri. Il criterio della sospensione del provvedimento di espulsione, che fino a oggi faceva sì che fino a sentenza non si potessero muovere, invece è stato anche quello modificato. Per i minori stranieri non accompagnati, che è un problema gigantesco che abbiamo, oggi in Italia ce ne sono 20.000, noi qui abbiamo scoperto molti 17enni che in realtà non sono minori stranieri ma sono già maggiorenni. Allora io da mamma dico, il minorenne che sta con il trentenne, vabbè, non è proprio soddisfatto il principio della Corte europea. Però oggi si dice nella modifica, beh, guardate che se qualcuno minaccia la sicurezza pubblica viene, anche se minorenne, trasferito in un paese terzo sicuro. L'altro giorno, rispetto invece a tutto ciò che ha a che vedere con i rimpatri, siamo riusciti a modificare una norma che chi era prima in Parlamento europeo mi diceva che era infattibile agire. Ecco, anche sui rimpatri delle modifiche con l'introduzione degli hub fondamentali al di fuori dell'Unione Europea. Quindi questo è un tema che è anche in silenzio, perché non abbiamo voce davanti ai media su questo, purtroppo. Cioè, questo tema dell'Europa e di ciò che si riesce a ottenere ha molta poca voce, quindi abbiamo difficoltà a raccontare anche ciò che riusciamo a fare. A questo ci deve essere un grande lavoro a livello normativo in Italia. Nel libro lo racconto, dico anche come e in che modo. Molti di voi sapranno anche della mia passata esperienza amministrativa, e abbiamo, assieme a degli amici che sono qua e che ringrazio e non faccio i nomi, esperti e professionisti, abbiamo costruito delle bozze, delle proposte di legge. L'altro giorno sono stata a Roma, le ho presentate al nostro sottosegretario Molteni, che è quello che ci ha consentito di modificare la norma sui ricongiungimenti, che parte sempre da noi con una forte stretta, e anche in questo caso la nostra proposta di legge va verso la strada che abbiamo detto prima. Tu o rispetti la legge e lo spieghiamo, o ti iscrivi e diventi, e c'è un elenco di imam, eccetera, rendi il conto, lo spieghiamo, ma nel libro lo dico bene, oppure devi tornare, devi andartene. Perché la remigrazione è quando tu hai un mandato, cioè un permesso di soggiorno, e sul permesso di soggiorno c'è scritto quello che puoi e non puoi fare, e se non lo puoi fare ci sono delle norme, e ci devono essere delle norme ancora più stringenti con i controlli, che purtroppo non ci sono allo stato attuale, con i controlli che non ti consentono di rimanere in questo paese. Regolare, perché irregolare te ne devi proprio stare fuori. Bravissimo. Se sono parti, si dovrebbe parlare anche d'altro, no? I ricongiungimenti facili che sono stati modificati e quant'altro. Ma c'è un paio di pagine di questo libro che sono, io penso, importantissime, perché toccano una questione che per la nostra città, ma lei lo dice, vale per tutto il paese, è fondamentale, ed è quella dell'utilizzo della manodopera come in forma quasi di schiavismo, no? Con un meccanismo solo di lucro, di guadagno, di risorse. Io penso che questa cosa qui dobbiamo dirla a voce alta, perché questo è il nodo per noi. Cioè non ci può essere responsabilità di impresa, di un'azienda di eccellenza, la più importante del Friuli Venezia Giulia, la più grossa, la più internazionale, che devasta un territorio di una città in questa maniera. Cioè c'è un limite di sostenibilità dell'Islam in un territorio, per tutte le cose che hai detto e che hai scritto in questo libro, per, diciamo, le logiche con le quali si muove e si governa questa condizione. Per cui io penso che questa parte importantissima del libro di quale maggior responsabilità sociale di impresa che non discutere con le amministrazioni locali il problema dell'equilibrio, della sostenibilità, e rompendo tutta la catena degli affari, degli appalti e dei subappalti.
Noi siamo la dimostrazione, per quello che il caso Falcone è cresciuto, noi siamo la dimostrazione di come io mi assumo sempre la responsabilità di quello che dico da sempre. Penso che fra qualche giorno raddoppierà la scorta, però io sono certa che in realtà purtroppo l'immigrazione in questo paese, anche in Europa, sia stata utilizzata come arma di distruzione dei diritti dei lavoratori. Questo è accaduto qua e accade anche altrove. Andiamo verso le conclusioni, Fausto. Concordo perfettamente dai trafficanti di uomini agli sfruttatori dei lavoratori che dimenticano i lavoratori italiani, ma non solo italiani, tedeschi, francesi, inglesi, concordo. Ma io voglio concludere dicendovi che ieri sera sono tornato stanco da questa guerra, ma stanco anche perché ho pensato a tutti questi 44 anni ormai che vado in prima linea, e quello che vorrei dirvi è ora di dire basta a questi conflitti. È ora di gettare non benzina sul fuoco, ma acqua sul fuoco, a cominciare dal conflitto a casa nostra, nel cuore dell'Europa, in Ucraina. E qua ci vorrebbe l'Europa con la E maiuscola, ma purtroppo continua a essere con la E minuscola. Leggevo che adesso nel Golfo gira un rappresentante dell'Unione Europea che è italiano, che è Gigino Di Maio. Leggevo le sue dichiarazioni. Sì, leggevo le sue. Io ero là al confine con l'Iran e leggevo le dichiarazioni di una banalità tarzaniana quando andava in Oman, quando incontrava il direttore generale di Qatar Energy, che sono quelli che ci devono mandare il gas, ma adesso l'impianto di gas è stato bombardato, quindi se ne mandano di meno. Quando andava in Arabia Saudita, mi rendevo perfettamente conto, quando parlava deve intervenire l'ONU, che non ha toccato palla dall'Ucraina il 7 ottobre in poi a oggi, non ha toccato palla. E quindi questo però è il rappresentante per il Golfo dell'Unione Europea. È quello che gira adesso, non voglio sapere neanche a che costo, che spese, come, insomma, no? Con la scorta, sicurezza, l'aereo singolo, privato, eccetera. Ecco, del tutto inutile. Bisogna che l'Europa tiri fuori gli attributi e cominci a fare veramente da pompiere, ma deciso pompiere, determinato pompiere, per chiudere questa stagione di conflitti, non per aprirne altri. E se per questo rimarrò disoccupato, sono felice di restare disoccupato e andare finalmente in pensione, come chiede mia moglie. Va bene, è stata credo una mattina straordinaria per tutti noi che abbiamo attraversato questo percorso sull'Islam radicale e sull'Islam politico. Vuoi intervenire? Una domanda per non disperdere questo bel pubblico. Voglio anticipare la mia domanda con un breve intervento. Noi siamo qui oggi non solo come rappresentanza della comunità studentesca, ci sono alcuni miei compagni lì dietro e chiaramente quelli che partecipano a questa geografia, ma in primis da cittadini, e questo perché consideriamo estremamente ingiusto definire una minaccia la divinità e di conseguenza la religione professata da molti nostri amici, nonché compagni tra i banchi di scuola. Al perché, come qualcuno si potrebbe chiedere, noi persone atee o di fede cattolica ci preoccupiamo dei problemi che riguardano la comunità islamica, rispondo con una frase che ha sicuramente più autorità delle mie parole. Homo sum, umani nihil a me alienum puto. Sostituendo a homo civis otteniamo una frase ancora più calzante, ma già così chiara. Il motivo del nostro intervento è duplice. In primo luogo, ci rifiutiamo di far passare in sordina atteggiamenti generalizzanti, nonché stigmatizzanti, adottati negli ultimi anni, che tendono di ridurre un intero movimento religioso ad una forma radicale ed estrema di atavico fanatismo,
estremamente poco presente nel nostro paese. È inaccettabile soprattutto nel momento in cui alla base di questi atteggiamenti e discorsi c'è fondamentalmente la disinformazione, legata inevitabilmente alla mancanza di dialogo. Si vede il caso del niqab sfruttato strumentalizzando la figura della donna per fornire una narrazione dell'Islam con una religione vetusta e costrittiva. Arriviamo alla domanda. Mi perdoni, non sono davvero qui per fare polemica. No, Arriviamo alla domanda. D'accordissimo, siamo qui infatti per avere delle risposte concrete. La prima domanda è la richiesta di delucidazione sul significato di frasi come la maggior parte degli islamici non vuole integrarci, vuole conquistarci, perché non vogliamo pensare si tratti di una cosa puramente ideologica e non empiricamente fondata. Mi scusi, questa è una domanda ben più importante. La seconda riguarda un aspetto più pratico. A seguito della vittoria del ricorso fatto al Consiglio di Stato, ribaltando l'esito pronunciato dal TAR, qual è il piano del Comune in merito alle moschee? Si cercherà di fornire un locale adeguato alla preghiera della comunità musulmana oppure in nome del tentativo di costruire barriere è considerata una vittoria? È considerata una vittoria la chiusura delle stesse moschee e quindi l'aver reso impossibile per alcune persone la possibilità di avvalersi del diritto costituzionale di professare la propria religione liberamente. Scusate tanto. Spiace veramente che un giovane ragazzo che ha ascoltato un'ora e un quarto le spiegazioni che sono state fornite, io invito a leggere il libro, troverà tutte le risposte delle domande che ha posto. Spiace che dopo un'ora e mezza di discussione sia avvenuto con una posizione pregiudiziale, perché ha avuto tutte le risposte alle domande che ha fatto dai nostri bravi relatori. Chiudiamo con i ringraziamenti, è stata una bellissima mattinata, spiace che qualcuno non abbia capito il senso delle cose che sono state dette, ma può succedere ovviamente. E io concludo con i ringraziamenti, Piroslavo, che conosco da giovanissimo, non delude mai, è veramente bravo, e grazie a Anna anche per le cose che ha detto inizialmente, ma diciamo che una sintonia con lei che dura da 10 anni, e quindi ultima cosa, cara Anna, bisogna allargare il pendolo la prossima volta, altrimenti non ci stiamo più dentro. Grazie a tutti, applauso a Lucio. Chi desidera può acquistare il libro La minaccia dall'alto all'angolo e poi salire per il primo copia sul palco con l'onorevole. Grazie.